Individuato dai carabinieri il giovane che domenica ha tentato di adescare un bambino nel quartiere di Salboro a Padova è un 26enne e non sarebbe la prima volta. Oggi la firma dell'esposto degli avvocati, domani il deposito. In procura non si ferma il docente di Galliera che ha accusato 2 sacerdoti di abusi in seminario a Treviso 30 anni fa. Dramma in un liceo di Padova, studentessa di 14 anni colta da malore in classe durante l'appello, la ragazzina gravissima in ospedale. È morta in ospedale nella notte l'87enne di Galzignano Terme, rimasta ustionata dallo scoppio provocato da una fuga di gas nella cucina della sua abitazione. Esasperato dai continui furti nella sua stazione di servizio, la rabbia di un benzinaio di San Veneziano si dice costretto a girare con la pistola. Case popolari, migliaia di inquilini stanno ricevendo i bollettini dell'affitto con il canone secondo la prima versione della norma. SPI, CGIL e Sunia di Treviso scrivono alla Regione si applichi la riforma. Ieri sera la cittadinanza onoraria di Vicenza Paolo Rossi, l'emozione dell'indimenticabile Pablito, legame indissolubile con la città. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano c'è la cronaca perché è stato scovato il presunto pedofilo che domenica ha tentato di adescare un bambino di 8 anni nel quartiere di Salboro a Padova. È un 26enne e non sarebbe la prima volta. In appena 48 ore i carabinieri hanno individuato e denunciato il presunto pedofilo che domenica pomeriggio ha tentato di adescare un bimbo di 8 anni che stava tornando a casa dopo aver giocato al parco. È un 26enne che abita in un comune dell'Interland padovano. Il ragazzo aveva avvicinato il piccolo mentre in bicicletta stava percorrendo via Salboro a Padova. Prima ha chiesto informazioni e poi l'ha invitato a salire in macchina chiedendogli di toccargli le parti intime. Il bambino però è riuscito a scappare a casa e a raccontare tutto alla mamma che sotto shock ha subito allertato i carabinieri. Il piccolo con il suo racconto ha fornito dettagli precisi sull'uomo e sulla sua auto che sono stati decisivi per l'individuazione. La macchina del 26enne è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona e così i carabinieri sono riusciti a tracciare il percorso fatto e a risalire al ragazzo che è stato denunciato per adescamento di minore. Purtroppo non sarebbe la prima volta che il 26enne si rende protagonista di fatti così gravi. In passato aveva tentato di adescare 2 minorenni, gli episodi erano avvenuti nel veneziano. Firmato oggi dal docente di filosofia di Galliera l'atto di denuncia di abusi in seminario a Treviso, domani sarà depositato in procura. Ho appena firmato l'esposto che è qui, ecco, in mano, che ho qui in mano e che domani mattina sarà depositato in procura della Repubblica di Padova. Gianbruno Cecchini, il docente di filosofia di Galliera Veneta, ha firmato fuori dagli obiettivi l'atto di denuncia e non si ferma nella sua battaglia legale e umana. Una vera bomba, quella che è esplosa dopo le sue accuse a 2 preti di presunti abusi sessuali nei suoi confronti, avvenuti a suo dire nei mesi in cui si trovava in seminario. Accuse pesantissime che hanno mandato in fibrillazione la Chiesa e che, se confermate, riguarderebbero 2 sacerdoti, uno oggi in attività a San Martino di Lupari, l'altro a San Donà di Piave. Episodi che risalirebbero, secondo quanto dichiarato sempre da Cecchina, una 30 di anni fa. Lui ora si sta muovendo con l'avvocata Laura Bortolamei. E adesso c'è questa carta, questo documento che attesta ufficialmente quanto lei ha dichiarato. Assolutamente sì, c'è tutto scritto nei particolari, quello che è successo, le minacce, le lettere ricevute, c'è tutto, allegato all'atto c'è tutto. Accuse che dal loro canto i diretti interessati stanno smentendo fermamente, ma il professore di filosofia non demorde. Io respingo tutte le accuse, soprattutto del parroco di San Martino di Lupari, il quale dice che ho inventato tutto. Assolutamente tutto è vero, anzi verissimo. Perché ha aspettato 30 anni? Perché ho avuto delle minacce di morte e ho avuto sempre paura di affrontare la questione. Lei ha paura oggi? Assolutamente no, sono sereno. Finalmente credo sarà fatta giustizia. Infarto a scuola per una ragazza 14enne, la studentessa si accascia a terra, ora è in gravi condizioni all'ospedale di Padova.
Si è sentita male mentre l'insegnante stava facendo l'appello. Momenti di paura martedì mattina all'interno del liceo Duca d'Aosta a Padova. Una studentessa di 14 anni è stata colpita da un attacco cardiaco appena arrivata in classe. L'insegnante ha immediatamente chiamato i soccorsi, mentre i compagni di classe hanno collaborato spostando banchi e zainetti per liberare spazio per far passare agevolmente i medici. Quando sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori del 118 hanno caricato la 14enne in ambulanza e l'hanno portata d'urgenza al centro Gallucci dell'azienda ospedaliera. I compagni di classe della ragazza hanno raccontato sotto shock di aver salutato la loro amica come ogni mattina. Lei ha appoggiato lo zaino a terra e si è seduta e poco dopo si è sentita male. Il preside dell'istituto superiore ha avvisato immediatamente i genitori. La madre della ragazzina, sconvolta, è arrivata a scuola per seguire l'ambulanza. La 14enne è ancora ricoverata in gravi condizioni. E all'ospedale di Padova è morta l'anziana 87enne di Galzignano Terme, rimasta ustionata dallo scoppio provocato da una fuga di gas all'interno della sua abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Dopo ore di agonia è morta Lucrezia Cavestro, l'87enne di Galzignano Terme, rimasta gravemente ustionata lunedì sera nell'esplosione della cucina della sua abitazione. L'anziana, che viveva in via Val di Valsanzibio, è deceduta verso le 4 di mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia, dove era ricoverata. La donna stava dormendo quando è stata investita dall'esplosione e dall'incendio divampato nella sua cucina a seguito di una fuga di gas. I vicini allarmati dal forte boato sono corsi verso la sua abitazione e sono riusciti ad estrarla in attesa dell'arrivo dei medici del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma le condizioni dell'87enne erano già gravi nonostante l'immediato trasporto all'ospedale di Schiavonia. La donna aveva ustioni di 3° grado sul 90% del corpo. Lucrezia Cavestro viveva da sola a poca distanza dalle figlie. L'esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata causata dall'incendio e dalla perdita di gas GPL. Forse la bombola era vecchia o difettosa. Lo scoppio ha divelto porte, vetri e finestre della sua abitazione. Dalla cronaca al nodo sempre attuale dell'Ater, perché lo CGIL e il Sunia di Treviso hanno scritto al Presidente della Regione per chiedere chiarezza sull'applicazione dei correttivi della legge regionale. Migliaia di inquilini stanno infatti ricevendo i bollettini dell'affitto con il calcolo del canone secondo la prima versione della legge. Case popolari, dopo le proteste degli inquilini e di correttivi alla nuova legge regionale, con l'innalzamento del tetto ISEE per il mantenimento dell'alloggio e la riduzione degli affitti, la questione sembrava risolta. In realtà agli assegnatari stanno arrivando in questi giorni i bollettini con l'affitto da pagare secondo le regole di calcolo in vigore da luglio 2019, con tutte le conseguenze, cifre più alte di quelle attese, allarmi e patemi per gli inquilini che si stanno rivolgendo ai sindacati. Così dallo CGIL e dal Sunia di Treviso è partita una lettera indirizzata al governatore Zaia e all'assessore Lanzarin. L'ha illustrata ad ore 13 il segretario dei pensionati Paolino Barbiero. Fate presto, fate una comunicazione ufficiale di quando verranno mandati i nuovi bollettini con i nuovi importi, di come verranno recuperati i soldi in più pagati, e poi c'è il problema dell'ISE, perché queste persone devono fare l'ISE. SPI e Sunia chiedono ai vertici della regione di fare chiarezza, comunicando quando interverranno le modifiche, quali saranno le modalità ed i tempi dei conguagli per chi in questi mesi ha versato più del dovuto, quale il termine per la presentazione dell'ISEE. Per dirgli da questo giorno vi verrà fatto il nuovo calcolo, gli 8 mesi che avete pagato in più vi verranno restituiti in questo modo e l'ISE lo dovete fare entro tale data. Mi sembra una cosa semplice, perché ci sono oltre 6.000 famiglie in provincia di Treviso che ci stanno pressando. Se poi parliamo del Veneto sono 40-50.000 mi pare le persone che vivono. Vi raccontiamo adesso la storia di questo benzinaio di San Vendemiano nel Trevigiano, costretto a girare con la pistola perché esasperato dai continui furti. No, io sono avvelenato, sono velenoso, non sono impaurito, non mi fanno paura. Ha subito 7 furti in 5 anni. Nell'ultimo, lunedì notte, i ladri hanno tagliato col flessibile la colonnina self-service del distributore in via Cadore, portandosi via l'incasso della giornata. Mario Braido ha 67 anni e da 50 fa il benzinaio. Esasperato per i continui furti, se la prende con la giustizia e con un clima, dice, in cui tutto è permesso. Siamo rassegnati, non siamo tutelati, al di là delle forze dell'ordine che sono bravi, che loro intervengono e tutto, ma
la domanda nasce sempre spontanea. E se li prendono cosa succede? Domani mattina sono fuori di nuovo. E si continua così. Da Vittorio Veneto, dove abita, deve passare a prelevare l'incasso dei suoi 3 distributori. Io ogni notte devo scendere giù a prendere i soldi, quella volta che magari non riesco ad arrivarci, rimango sempre con l'ansia e col dubbio tutta la notte. Temendo sempre di ricevere una chiamata dal sistema d'allarme. Arriva la telefonata alle 2-3 del mattino, ormai dico, cosa è successo stavolta? La metto anche su ironia perché tanto so cosa si tratta. E quando i ladri non agiscono indisturbati, il rischio di trovarseli di fronte durante il prelievo dei contanti. Così la decisione di muoversi armato. Io sì, sono armato e di conseguenza questa è una mia necessità. Dopo aver subito 7 furti, lei capisce che io non ho più il problema della detenzione in casa. Io viaggio e con gli incassi delle mie stazioni devo anche portare in banca. Non si tratta di fare il protagonista o fare il ramo. È una necessità, se no dovremmo prenderci una vigilanza 24 ore su 24 ore, ma ditemi voi. Nemmeno le telecamere di sorveglianza servono come deterrente. Io qua ho 17 telecamere su questo impianto qua, vedo di quelle scene tante volte, anche gli ultimi 3 furti, ci sono dei film da vedere, ma non li riconosci mai perché una volta hanno il cappuccio, l'ultima volta avevano su il casco integrale. Con amarezza crescente, per andare avanti non rimane che la passione. Io sono affezionato al mio lavoro e questo è quello che mi lega, che mi costringe a continuare, però qua si sta andando sempre peggio. E a proposito di furti, ladri senza scrupoli sono entrati in azione tra Malo e Marano, hanno razziato attrezzi agricoli e poi si sono portati via addirittura il gallo, lo hanno fritto e se lo sono addirittura mangiato. Il canto del gallo che avrebbe potuto avvisare i padroni di casa, ma che non c'è mai stato, perché i ladri lo hanno portato via, spennato e cotto in friggitrice per poi mangiarselo. Non hanno avuto scrupoli i malviventi che nottetempo si sono intrufolati nella rimessa di un'abitazione agricola nella campagna tra Malo e Marano. I ladri, dopo aver trafugato alcuni attrezzi per paura che il gallo di casa potesse dare l'allarme, se lo sono appunto portati via insieme alla friggitrice trovata sul posto. Poi, una volta al sicuro, lo hanno spennato e fritto e se lo sono mangiato. I ladri recidivi perché alcuni giorni dopo sarebbero ritornati nella stessa abitazione per portarsi via la moto zappa che non erano riusciti evidentemente a prendere la volta prima. Ora i carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un'azienda della zona artigianale che potrebbe aver immortalato i ladri. Ritorniamo a Treviso per l'allerta PM10 perché oggi in provincia si è lanciata una vera e propria task force per il miglioramento dell'aria. Vediamo. Abbiamo voluto mettere in pista un modello perché attendiamo di avere risultati concreti, misurabili e che faccia sì che la provincia di Treviso, che primeggia in tanti ambiti, non primeggi sulla pessima qualità dell'aria. Non vuole indossare maglie nere il presidente della provincia di Treviso che sulle PM10 è corso ai ripari istituendo una task force senza precedenti nella Marca, tutti insieme per il miglioramento dell'aria da ARPAV a ULS, consigli di bacino, categorie economiche, società partecipate, sindacati. Il protocollo d'intesa con regista il Sant'Artemio mette sul tavolo 1.600.000 euro all'anno per 3 anni, soprattutto per incentivare la sostituzione di caldaie sia nelle abitazioni private che nelle aziende. Una quota sarà anche destinata alla lotta contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti, leggi maggiore videosorveglianza. Le risorse arrivano dal maggiore gettito derivante dall'incremento del 5% del tributo ambientale in capo alla provincia. In termini di tasse, 2 euro all'anno per residente, più o meno il costo di un caffè. Un caffè all'anno può essere una misura trascurabile per qualcuno ma importante per qualcun altro, ma io credo che tutti possano essere contenti se riusciamo a far sì che l'ambiente in cui noi viviamo sia un ambiente migliore in termini di qualità dell'aria. Qualità dell'aria che resta pessima, gli ultimi dati validati nella giornata di martedì 18 parlano di altri sforamenti ai livelli di legge che a Treviso sono già arrivati a 41 dall'inizio dell'anno. Indubbiamente la qualità dell'aria in questo momento non si può definire buona, i superamenti sono tanti, come sta accadendo un po' in tutta la pianura padana, in tutto il Veneto. E proprio il riscaldamento domestico resta una pesante variabile a Treviso come in tutta la pianura padana. Il riscaldamento domestico rappresenta 1/3 delle polveri sottili che vengono prodotte e sostituire le caldaie significa utilizzare dei sistemi più efficienti in grado di emettere meno e quindi di migliorare significativamente la qualità dell'aria. Per noi adesso c'è la pubblicità, dopo.
Di nuovo in studio per andare in Val Brenta, dove gli specialisti dell'esercito, 8° reggimento Guastatori Folgore di Legnago, sono intervenuti per far brillare in tutta sicurezza ordigni della Prima Guerra Mondiale ritrovati in zone, in particolare nel Vicentino e sull'altopiano di Asiago. Gialli qui a Faeco, inizio sequenza di fuoco. 3, 2, 1, fuoco! Questo è un Incident Command Point, è un punto di comando per agire contro quelle che sono state delle bombe caricate a qualcosa che non conosciamo ma si chiamano cariche speciali. Qui stanno lavorando i vigili del fuoco col nucleo NBCR, ci sono le ambulanze, c'è la ASL, i carabinieri, ma soprattutto stanno lavorando gli uomini del8° reggimento Guastatori della Folgore che appunto renderanno inoffensivi questi oggetti che sono lì da oltre un secolo. L'apparato impegna i carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, soccorritori e anche ULSS. L'area di sicurezza è notevole anche perché la grande esperienza dell'8° Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago impone che quando si maneggiano questi ordigni ci siano tutte le attenzioni del caso. In questo caso ci troviamo a che fare con ordigni a presunto caricamento speciale. Presunto caricamento speciale significa che possono essere caricati a gas asfissianti o vescicanti, i famigerati iprite e fosgene della Prima Guerra Mondiale, oppure a caricamento fumogeno. In questo caso dobbiamo procedere a un'organizzazione dell'attività più complessa che vede anche il supporto dei vigili del fuoco, il nucleo CBRN loro, del SUEM, abbiamo la Croce Rossa Militare e diversi attori. Se vediamo uno di questi ordigni 100 mm italiano non sappiamo a prima vista che cosa contenga da un secolo. Alcuni particolari, guarnizioni in gomma, a volte simboli dilavati dal tempo, indicano che si tratta di cariche speciali oltre all'esplosivo. In questi casi intervengono gli specialisti di CETRI, il centro tecnologico interforze che sa come agire per identificare il pericolo, a cominciare dalle radiografie dell'ordigno. Questi, italiani, erano stati sparati a Cogollo del Cengia, ad Asiago e alle pendici del Grappa, finché non sono stati ritrovati, messi in sicurezza, fino alla loro ultima destinazione, ovvero il brillamento in Val Frenzela. In Gialli qui a Faeco, allora l'ordigno era un fumogeno. Quindi in questo caso niente iprite ma il nebbiogeno. I proiettili a gas, per chiamare le cose con il loro nome, furono sparati a migliaia durante le offensive, soprattutto sugli altipiani. Nella Prima Guerra Mondiale, su questo fronte, specialmente nella provincia di Vicenza, troviamo spesso questo genere di ordigni. Quindi se ne ritrovano ancora potenzialmente pericolosi. L'importante è starne alla larga, segnalarli e permettere ai professionisti dell'esercito di renderli una volta per tutte inoffensivi, a tutela dei residenti e dei turisti che girano nei boschi. Un pericolo in meno e soprattutto la certezza che c'è sempre chi sa come intervenire per eliminarlo. La leggenda del calcio Paolo Rossi da ieri sera è cittadino onorario di Vicenza. Ripercorriamo assieme l'intenso pomeriggio e la serata del Goleador, dalla visita alla mostra Eterna Leggenda al conferimento della cittadinanza onoraria in Consiglio Comunale. Sono i cittadini di Vicenza che hanno sostenuto questa iniziativa. Io ho fatto soprattutto il primo cittadino, ovviamente l'ho sposata, l'abbiamo fatta nostra. Cittadino onorario, Paolo Rossi, il pablito nazionale da oggi è nuovamente un tutt'uno con Vicenza. Quella Vicenza e quell'Ane che lo accolsero e gli portarono fortuna lanciandolo nel mondo del calcio. Un consiglio comunale per l'occasione bianco-rosso che all'unanimità ha votato la mozione che gli conferisce la cittadinanza onoraria. Questa cittadinanza onoraria mi fa veramente piacere perché è un po' come dire l'oliva nel martini, no? È una cosa che suggella qualcosa di bello, di straordinario, insomma a me fa piacere anche e soprattutto una cosa, soprattutto per l'affetto della gente. Pomeriggio intenso iniziato a Palazzo Cordellina alla mostra organizzata da Antonio Santagiuliani Eterna Leggenda, cimeli del grande Torino la cui vita si spense nell'incidente di Superga, ricordi di un calcio giocato da altri tempi. Rimane tutto ciò che è stato fatto e tutto quello che hanno portato, diciamo, a livello di notorietà, quello che sono riusciti a dare non solo a Torino ma all'Italia intera. Difficile resistere ad un palleggio, tanto più se ai piedi ti trovi un pallone in cuoio degli anni 30.
Un amore, quello di Vicenza per Pablito, che si traduce anche in un'altra singolare iniziativa, quella dello storico Caffè Pigafetta, che gli tributa una vera e propria miscela. Abbiamo preparato una miscela proprio per Pablito. È un caffè contemplativo, amabile, dolce, leggermente corposo. Noi lo abbiamo voluto ricordare con questa miscela perché quando giocava nel Vicenza veniva da noi a degustare il nostro caffè. Sempre più aggiornati, sempre più informati con le notizie dal territorio. Il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7. Dal 1 marzo andrà in onda anche la domenica la cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera, puntuali come sempre alle 19:30. Questa sera la politica in primo piano a 20:10 in studio con Nicola Zanetti, Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Generali condizioni di bel tempo, pressione in aumento sul nostro territorio nella giornata di giovedì 20 febbraio. La situazione è nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo velato, salvo per locali foschie nelle ore più fredde sulle aree di pianura. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, massime invece tra 8 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e stabile con il sole presente un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino a 11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, vedete, con cielo poco nuvoloso. Temperature minime fino a meno 4 gradi, massime invece tra 9 e 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.